Visita del Papa in Estonia. Alle richieste dei giovani, ha spiegato questa mattina a Tallinn, bisogna rispondere con una comunità trasparente, accogliente ed onesta. Si chiude oggi il viaggio nei paesi baltici. Il Vangelo dà alla vita la forma buona. Al centro del convegno diocesano il desiderio di una conoscenza più approfondita della parola di Dio. L'appuntamento venerdì al villaggio del ragazzo. Contatto con la gente e prevenzione. Parte da qui il lavoro del neocomandante dei Carabinieri di Chiavari. Il maggiore Gerardi torna ad indossare la divisa dopo 10 anni di attività investigativa. Una festa dello sport per tutti e dell'inclusione. Successo per Sport ci sono anch'io. Manifestazione promossa dal villaggio del ragazzo al centro Benedetto Acquarone di Chiavari. Il cuore del grande basket batte per Genova alla Spezia, amichevole di lusso tra Sassari e Pesaro. Una giornata di festa dello sport per sostenere le città dopo il crollo del Ponte Morandi. Buongiorno a tutti e bentornati al TG13. Il Papa questa mattina è arrivato in Estonia, dove concluderà oggi la visita ai paesi baltici. In mattinata c'è stato l'incontro con le autorità e il corpo diplomatico e poi il discorso di Papa Francesco nella cattedrale luterana a Tallinn, un luogo dove si intrecciano sfide che interpellano l'ecumenismo ma anche le nuove generazioni. Infatti, dopo aver ascoltato i rappresentanti delle diverse confessioni cristiane presenti in Estonia, il Papa ha ascoltato le testimonianze di alcuni giovani e, rivolgendosi a loro, il Pontefice ha spiegato che le chiese cristiane a volte si portano dietro atteggiamenti nei quali è stato più facile parlare e consigliare piuttosto che ascoltare, lasciarsi interrogare e illuminare da ciò che vivono le nuove generazioni. Ma ora ascoltiamo un passaggio del discorso di Papa Francesco. È sempre bello riunirci, condividere, testimoniare la vita, esprimere quello che pensiamo e vogliamo, ed è molto bello stare insieme. Noi che crediamo in Gesù Cristo, questi incontri realizzano il sogno di Gesù nell'ultima cena, che tutti siano una sola cosa, perché il mondo creda. Se ci sforziamo di vederci come pellegrini che fanno il cammino insieme, impareremo ad aprire il cuore con fiducia al compagno di strada, senza sospetti, senza diffidenze, guardando solo a ciò che realmente cerchiamo, la pace davanti al volto dell'unico Dio. E se come la pace è artigianale, aver fiducia negli altri è pure qualcosa di artigianale, è fonte di felicità. Beati gli operatori di pace. E questa strada di cammino non la facciamo solo con i credenti, con tutti. Tutti hanno qualcosa di dirci. Come sapete, Telepace segue in diretta la visita del Papa oggi in Estonia. Alle 14:15 torneremo a collegarci con l'Estonia. Dalla cattedrale di San Pietro e Paolo ci sarà l'incontro di Francesco con gli assistiti delle opere di carità della Chiesa. Alle 15 la messa presieduta dal Pontefice in Piazza della Libertà e poi alle 17:30 all'aeroporto internazionale di Tallinn la cerimonia di congedo. Tutto su Telepace 1 al canale 15. Ora veniamo sul nostro territorio. Dal Vangelo la forma buona della vita è il tema del convegno diocesano 2018 in programma venerdì al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno. La chiesa locale si sta preparando a questo momento di preghiera e di lavoro che vuole essere un punto di partenza per una conoscenza più profonda del Vangelo. Sentiamo. Modellare la propria vita sul tornio del Vangelo. Il desiderio emerso dall'Assemblea Sinodale di giugno confluisce nel convegno diocesano di venerdì al villaggio del ragazzo. All'inizio di un nuovo anno pastorale, la Chiesa chiavarese riparte dall'indicazione del Vescovo espressa dopo il lavoro dei tavoli: iniziare un percorso di formazione e di conoscenza approfondita del Vangelo per dare una forma buona alla vita. Si è deciso di scegliere questo taglio per il convegno di quest'anno, cioè quello di metterci in ascolto del Vangelo di Luca, che sarà il Vangelo che ascolteremo nelle liturgie domenicali l'anno prossimo, e
poter a partire da questo ascolto poi avviare anche un percorso di riflessione e di conoscenza del Vangelo nei diversi ambiti della diocesi. Il desiderio dunque di mettere al centro l'ascolto del Vangelo attraverso 3 azioni: la conoscenza appunto, la meditazione e la condivisione della parola, un lavoro che proseguirà anche dopo il convegno diocesano. Per cogliere e sottolineare alcune tematiche che poi rilanceremo agli ambiti e dove poi i singoli gruppi potranno approfondire, lavorare e condividere fra loro. Il convegno si aprirà venerdì con l'accoglienza al villaggio alle ore 19, dopo la pericena, la preghiera, l'introduzione del vescovo Tanasini e la relazione di Don Luca Mazzinghi, biblista, docente e parroco a Firenze. Ci aiuterà Don Luca su 2 versanti. Uno è quello che dicevo, cogliere come l'ascolto del Vangelo ci pone in un cammino di conversione della vita. L'altro è una presentazione dei temi del Vangelo di Luca, quindi una conoscenza non tanto erudita ma soprattutto una conoscenza tematica che consentirà poi durante l'anno di portare avanti questo lavoro negli ambiti. Siamo alla cronaca, intervento dei Vigili del Fuoco di Chiavari ieri sera in Val Fontana Buona. Poco prima delle 21 le fiamme hanno interessato una zona boschiva in località Precce nel comune di Moconesi. All'origine del rogo probabilmente la rottura di un cavo della media tensione provocata dal vento. Sul posto anche i volontari antincendio boschivo di San Colombano Certenoli e Lavagna. Le fiamme si sono anche avvicinate ad alcune case, ma grazie al pronto intervento dei pompieri non è stato necessario evacuare nessuno. Le fiamme sono state spente nelle prime ore di questa mattina. Ora è in corso la bonifica dell'area interessata dall'incendio. Per le indagini sono sul posto anche i carabinieri forestali del comando di Cicagna. In queste ore anche nel Tigullio si sta assistendo ad un sensibile calo delle temperature provocato dall'ingresso di aria fredda di origine balcanica. La colonnina di mercurio sta già registrando valori molto più bassi di quelli registrati nei giorni scorsi. Questa mattina la centralina Limet del Prato della Cipolla a Santo Stefano d'Aveto ha toccato i più 2,7 gradi, 6 quelli registrati a Rezzoaglio. Anche sulla costa in mattinata i valori sono scesi sotto i 20 gradi centigradi con percentuali di umidità relativa molto più contenuti. Adesso, come vedete anche dall'immagine, siamo intorno ai 21-22 gradi. Nelle prossime ore sarà il vento sostenuto con raffiche tra i 70 e gli 80 km/h a caratterizzare lo scenario meteorologico che resterà nel complesso sereno o poco nuvoloso. Contatto con la gente e prevenzione sono i 2 aspetti sui quali intende lavorare il nuovo comandante dei Carabinieri di Chiavari, insediatosi da appena 24 ore. Il maggiore Angelo Gerardi torna ad indossare la divisa dopo anni di attività investigativa al centro e al sud Italia. Lo abbiamo intervistato. Qual è stato il primo approccio con la città e il territorio? Le prime impressioni sono eccezionali, cioè nel senso che è inutile che io decanti le bellezze del Golfo del Tigullio, insomma, quindi particolarmente, oltre che onorato, particolarmente felice di essere a Chiavari, cittadina che colpisce immediatamente per l'ordine, per la cura con la quale si presenta all'ospite che arriva a Chiavari, quindi un'ottima impressione iniziale, insomma. C'è un filo che continua in questi anni ed è quello della vicinanza, del rapporto tra l'Arma dei Carabinieri e la gente. È qualcosa che già sta respirando in queste ore? Sicuramente da questo punto di vista ci sarà assoluta continuità con quanto è stato fatto nel passato, mi riferisco ai piccoli furti, mi riferisco alle truffe, soprattutto a quelle in danno delle fasce più deboli, quali possono essere gli anziani, mi riferisco appunto ai reati predatori in generale, che sono quelli che cercheremo di perseguire. Ha già avuto modo di vedere quali sono alcuni degli aspetti più negativi di questo territorio da seguire? I miei collaboratori mi hanno già illustrato in generale quella che è l'importanza appunto della repressione dei reati predatori e quanto essi siano sentiti dalla cittadinanza, quindi diciamo un quadro generale già mi è stato fatto, adesso cercheremo nel più breve tempo possibile di scendere nel particolare. Lei è nata a Roma, è cresciuto in Sardegna, ha avuto varie esperienze al centro Italia e al sud, Rieti, Frascati in zona Roma e poi l'ultimo incarico importante a Messina. Adesso cambia in un certo senso mestiere, passa dall'attività investigativa a quella diciamo, più in divisa, si sta abituando a questo.
confesso il piacere di tornare ad indossare l'uniforme dopo appunto circa 10 anni in cui ho prestato prevalentemente servizio in abiti civili, insomma. Diciamo che stiamo facendo lo switch che ci riporta, insomma, a stare in mezzo alla gente in uniforme, che è un vero piacere qui a queste latitudini in cui ancora ho notato che la gente ha piacere a salutare il rappresentante dell'istituzione quando lo incontra in uniforme, insomma. Parliamo di trasporto ferroviario. Scatta oggi il riconoscimento del bonus Liguria nei casi in cui non è stato rispettato l'indice di affidabilità del servizio ferroviario regionale, come previsto dal contratto stipulato da Regione Liguria. Sono 2 le linee dove sono stati sforati i parametri nel periodo gennaio-luglio, la Genova-Sesti-Levante e la Genova-Milano. Per la linea Genova-Levante l'indice di affidabilità è risultato infatti del 3,4, mentre per quella verso Milano del 3,8 a fronte di un valore di riferimento di 2,3. Compilando la modulistica messa a disposizione da Trenitalia, i titolari di abbonamenti mensili e annuali delle 2 tratte interessate potranno richiedere nelle biglietterie il bonus che consentirà l'acquisto nel mese successivo di un abbonamento scontato. Mese per mese verranno calcolati gli indici per ogni tratta e in caso di superamento dello standard minimo saranno pubblicati sul sito ufficiale della Regione, compatibilmente con i tempi per la richiesta del rimborso. Andiamo adesso a Cicagna, dove sono in partenza lavori pubblici per circa 100.000 euro. Sono stati infatti appaltati 3 progetti di riqualificazione che vedranno il via nelle prossime settimane. I primi a partire, per una spesa di 50.000 euro, saranno gli interventi di asfaltatura sulle strade frazionali per ripristinare le situazioni di maggior degrado. Seguirà l'installazione di 130 lampade stradali a LED per l'impianto di illuminazione pubblica e la conversione, sempre con lampadine a LED a basso consumo, di tutti i lampioni artistici presenti nel centro storico e sulle piazze del paese. Anche in quest'ultimo caso la spesa complessiva sarà di 50.000 euro e si stima che il risparmio in termini di consumi di elettricità sarà del 40%. Ai nastri di partenza, infine, il progetto di riqualificazione di Parco Cavagnari con la costruzione di una nuova area giochi per i bambini. I lavori dovrebbero venire assegnati entro il prossimo mese di ottobre per un impegno finanziario da parte del Comune sempre di 50.000 euro. Adesso andiamo a Rapallo. Questa grande partecipazione c'è stata per l'iniziativa Fondali Puliti. Nel corso della giornata di ieri numerosi subvolontari in collaborazione con gli uomini della Guardia Costiera si sono immersi per ripulire il mare dai rifiuti abbandonati. Alla fine il bottino è stato ricco purtroppo. Oltre a plastica e oggetti metallici sono stati recuperati diversi copertoni di auto e motorini e addirittura 2 di notevoli dimensioni appartenuti ad un camion. Avete visto le foto. Infine a Chiavari sono iniziati questa mattina alcuni lavori urgenti ai canali di scarico delle acque piovane in via Vinelli e sino alla fine dell'intervento, previsto in 60 giorni, la via resterà chiusa al traffico nel tratto compreso tra Corso Garibaldi e via Gagliardi. Nel frattempo è stato invertito il senso di marcia di quest'ultima tra via Assarotti e via Vinelli. E ora siamo allo sport, parliamo di vela ma anche basket, calcio, bocce, golf e tanti altri. Decine le discipline sportive che hanno animato la prima edizione di Sport Ci sono anch'io, l'Open Day di attività dedicate alle persone con disabilità e promosso dall'Associazione Benedetto Acquarone dal Villaggio del Ragazzo insieme alla Consulta regionale per la tutela dei diritti delle persone handicappate. Una grande festa dello sport a cui hanno potuto partecipare davvero tutti, siamo andati a vedere. Sono persone, sono amici con cui c'era già un rapporto, una relazione, con cui vogliamo andare verso un progetto organico, vogliamo rafforzare le nostre esperienze e questo è un punto di partenza. Il Centro Acquarone ha messo a disposizione le sue strutture che sinceramente non sente neanche proprie, sono le strutture di tutti coloro che le possono utilizzare e averne un beneficio. Claudio, è anche l'occasione per ricordare che esiste lo sport tipo il basket in carrozzina e tanti altri come questo per tutte le persone che possono farlo. Sì, posso dire cosa ha detto l'assessore regionale, che chi fa sport invecchia meno, chi fa sport si sente meno solo, si sente meno depresso. Infatti lo sport non ha età, lo sport inizia da pochi mesi di vita e finché la vita ce l'abbiamo. E penso che non esista difficoltà per nessuno per fare attività sportive, ognuno col proprio handicap, con la propria diversità, è fattibile per tutti lo sport. Anche i colori della Virtus Entella
Palla oggi presenti al centro Veneta Quarone. Siamo stati invitati per fare un'esibizione di calcio dove giocheremo a breve un amichevole col team degli Insuperabili di Genova. E il nostro progetto è stato sposato dalla Virtus Lentella in un progetto che parte dall'Academy con la società Priamar Liguria di Savona, dove appunto come Academy poi è nato anche, oltre con la nostra società che vanta 170 atleti, questo team special dove oggi abbiamo portato questi 4 ragazzi che a novembre insieme a una rosa composta da 12 ragazzi affronteranno il campionato di 4ª categoria ad Alessandria con le maglie dell'Entella. Immagini e interviste di questa bella iniziativa questa sera nella rubrica Si può dare di più, in onda a partire dalle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Ora la rassegna stampa, vediamo i titoli dei quotidiani in edicola quest'oggi, poi ci ritroviamo con le altre notizie e servizi. In primo piano sulla prima pagina di Avvenire il decreto sicurezza, abolito il permesso per motivi umanitari, niente domanda d'asilo perché pericoloso, daspo urbano e stretta antiterrorismo, porte più chiuse, il decreto meno protezione, meno integrazione per gli immigrati, rischio di incostituzionalità, presentato appunto dal ministro degli interni Matteo Salvini, ma le reazioni dalla parte della società civile e delle tante associazioni e delle ONG, così avremo tanti irregolari e molti ghetti. Anche i vescovi italiani dicono dobbiamo usare giustizia e solidarietà. E dal canto suo Movimento 5 Stelle vuole subito il reddito di cittadinanza, Di Maio spinge sul deficit, faremo come la Francia, infatti Parigi sale al 2,8% del deficit. Il viaggio del Papa nei paesi balcani, Francesco dice serve fraternità, generare vita e sviluppo sociale. Siria, Mosca arma Assad con missili S-300, minaccia per Israele, vediamo all'interno del quotidiano Avvenire, Mosca cala l'asso contro Israele, a pochi giorni dall'abbattimento di un aereo russo nei cieli di Latakia, il Cremlino avverte le azioni deliberate dei piloti israeliani danneggiano le relazioni, gli risponde Netanyahu, la scelta di Mosca è irresponsabile. Siamo sul secolo XIX, la spinta di Mattarella, il capo dello Stato, è al Salone Nautico ieri. Il Salone Nautico conferma l'attenzione per Genova dopo il crollo del Morandi. Conte, il Premier, dice oggi il decreto Genova sarà al Quirinale. L'Unione Europea, i ritardi non sono colpa nostra. E poi c'è il decreto sulla sicurezza, Salvini ottiene la stretta sull'asilo. E poi ancora Ilva, restano fuori in 474, traffico a Rapallo per risolvere i guai, un software spagnolo. Allora veniamo nelle pagine del Levante. A Rapallo appunto arriva a IMSUM, il cervellone spagnolo, il software di simulazione del traffico al centro di progetto in fase di elaborazione da parte dell'Università di Genova, in particolare delle DIBRIS, il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria di Sistemi dell'Università di Genova, che ha ricevuto dal Comune di Rapallo l'incarico di analisi e valutazione trasportistica di scenari di mobilità nell'area urbana rapallese, dove tra l'altro aumentano gli incidenti. Corso Colombo 69 incidenti, via Dante incrocia a rischio, una ventina di sinistri in via Mendola nella zona di Ponte Riccio, una decina in via della Libertà, specialmente all'incrocio con via Gorizia. Sempre all'interno del secolo XIX, oggi si parla di un campione ipovedente che arriva da Chiavari. Il golf mi ha dato la voglia di vincere anche sulla disabilità. Mirko Ghiggeri, classe 1980, è tra i top player mondiali. Noi abbiamo un fortissimo senso della competizione. Due appuntamenti religiosi, intanto iniziamo dalla piccola comunità di San Michele di Romaggi a San Colombano Certenoli, che ha festeggiato il santo titolare della parrocchia. La messa solenne è stata celebrata da Don Daniele Beronio, eseguita la processione, e per questa occasione hanno fatto ritorno a Romaggi molte persone originarie della frazione e residenti altrove. Al termine sono stati ricordati i 25 anni di matrimonio di Marina ed Enrico Romaggi, due persone molto legate alla comunità e attive in paese e in parrocchia. La comunità di San Michele a Soglio di Orero invece festeggia il santo titolare sabato 29 settembre. Nella preparazione alla festa, giovedì alle 20:30 sarà celebrata la messa in località Pian dei Ratti con l'offerta dei fiori al santo e la benedizione dei bimbi. Sabato, memoria liturgica di San Michele, alle 18 la messa presieduta da Don Federico Tavella, seguirà la processione e un momento di festa insieme sul piazzale.
Adesso andiamo in redazione per gli ultimi aggiornamenti con Francesca Caporello. A te Francesca. Sì, grazie Maurizio, buongiorno a tutti. I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno denunciato in stato di libertà un 48enne italiano residente a Viareggio. L'uomo, nulla facente e pregiudicato, è stato fermato a bordo della sua autovettura e da successivo controllo è stato trovato in possesso di numerose borse contraffatte di note marche per un valore complessivo di 4.000 euro. Occultati nel bagagliaio. È scattata la denuncia per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi. E poi ancora i carabinieri di Moneglia hanno invece denunciato in stato di libertà un 30enne residente a Sessi Levante, celibe, di professione cameriere. È risultato positivo al testo alcolemico, eccedenti di gran misura il limite consentito. La patente di guida è stata ritirata e il motociclo sottoposto a sequestro. E dalla redazione è tutto, ripasso la linea allo studio. Bene, grazie. Noi concludiamo con un altro servizio sportivo. Parliamo del grande basket che si è mosso per portare il proprio aiuto e la propria vicinanza alle famiglie vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova. Alla Spezia si è disputato un amichevole di lusso tra Dinamo Sassari e Vittoria Libertas Pesaro. Le due società di Serie A si sono date disponibili per fare da sfondo ad una giornata in cui sono stati raccolti fondi per gli sfollati genovesi. Per la cronaca, l'incasso della partita, che si è aggirato sui 10.000 euro, è stato triplicato grazie al sostegno di Banca Sardegna e Reale Mutua Assicurazioni. Vediamo il servizio. Genova nel cuore non solo dei liguri. Al Pala Mariotti di La Spezia si sono uniti i cuori dello sport e della solidarietà, di quanti hanno operato nell'emergenza, di quanti hanno voluto accogliere questa occasione per rinnovare il proprio aiuto a chi sta patendo le conseguenze del crollo del Ponte Morandi di Genova. Testimoniamo la vicinanza a Genova, ai suoi cittadini, a chi ha avuto purtroppo questo grave lutto e questa grande sofferenza. La Spezia è onorata di poter dare un contributo e speriamo di essere imitati da tanti in Italia. Una vicinanza che continua e che fa seguito a quella ricevuta nei giorni dell'emergenza da chi per primo ha operato tra le macerie. Grazie a Genova perché in occasione dei nostri interventi abbiamo trovato una partecipazione straordinaria della gente di Genova. Dai caffè trovati pagati nei bar, alle persone che ci portavano focaccia, acqua, termos di caffè. Per noi queste sono le cose che hanno un valore infinito. Sullo sfondo la partita di pallacanestro con due società di Serie A, Dinamo Sassari e Vittoria Libertas Pesaro. Anche qui un cuore solo ha mosso i due presidenti a farsi tramite dell'evento benefico. La cosa bella è stata che in realtà Ario mi stava chiamando per lo stesso argomento, quindi diciamo che è stata un incrocio di telefonate in etere, perché comunque io credo che se lo sport, per quello che riguarda noi il basket, non sia capace di fermarsi rispetto a degli eventi che vanno al di là di qualsiasi pianificazione sportiva o di qualsiasi evento sportivo, allora noi non stiamo facendo bene. Credo che Genova sa sempre rispondere, sa sempre tirarsi sulle maniche e affrontare i disagi che purtroppo ogni tanto capitano in questa regione. Comunque sono contentissimo, ringrazio Stefano e la Dinamo Sassari perché è vero che io pensavo la stessa cosa, ma forse Stefano è stato più veloce di me. E quindi abbiamo messo in piedi questa giornata veramente di basket, ma soprattutto per chi in questo momento la fortuna non li ha aiutati. Siamo giunti al termine del nostro telegiornale, l'appuntamento è per questa sera alle 19:15 con Tigullio Oggi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata, arrivederci.